Sarà un sabato caratterizzato da bollino rosso su alcune tratte della rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Circa 179.000 i veicoli che transiteranno con code che potrebbero verificarsi non solo in prossimità del breve tratto di cantiere della terza corsia tra Porto Gruaro e Alvisopoli, ma anche in uscita dagli svincoli per le località balneari e la barriera di Trieste e Lisert. Proprio qui sono attesi in uscita circa 20.000 mezzi. Ne dà notizia la concessionaria che ricorda che, qualora si dovessero creare oltre 3 km di coda, sarà attivato il bypass sulla A34 Villesse-Gorizia. Attenzione anche allo svincolo di Latisana, dove nella sola giornata di sabato scorso si è avuto un innalzamento del traffico, più 18%, con oltre 20.000 transiti, rispetto allo stesso sabato di un anno fa. Il traffico sarà particolarmente intenso per quasi tutto l'arco della giornata sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Il traffico calerà leggermente domenica 21 luglio con 169.000 transiti previsti. La giornata sarà caratterizzata da bollino giallo con traffico sostenuto nella mattinata sulla A23 Udine Sud Palmanova in direzione del nodo di Palmanova, sulla A28 Conegliano Portogruaro in direzione Portogruaro e sulla A4 con possibilità di rallentamenti in direzione Trieste che potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio per effetto delle partenze dei pendolari al mare e dei vacanzieri diretti verso Slovenia e Croazia.